In Sicilia ci sono dei momenti in cui guardando il mare capisci che hai tutto, che hai la scenografia ideale per vivere ogni momento. Ma ci sono momenti in cui vuoi di più. Vuoi conciliare, alla vista delle acque azzurre, all'udito del suono del mare, anche un altro senso. Quello del gusto. E noi ci regaliamo oggi tali sensazioni gustando il buonissimo arancino o arancina siciliana proprio in questo contesto, e credetemi, è qualcosa di unico. E morso dopo morso viene la curiosità, ma come si prepara questa eccellenza siciliana? Quindi adesso andiamo a trovare Cono che ci farà vedere tutto il procedimento. Buongiorno innanzitutto a Cono. Buongiorno a tutti. Portiamo l'acqua ad ebollizione e poi mettiamo il riso a cuocere, così prepariamo tutto. Dopo averlo fatto raffreddare lo sistemiamo per bene per fare gli arancini. Allora, qua siamo addirittura d'arrivo nella cottura del riso, quindi cerchiamo comunque di girare in modo da non far attaccare il riso nella pentola. Adesso lo dobbiamo stendere su un banco in modo da poterlo fare raffreddare. Innanzitutto per preparare l'arancino dobbiamo noi preparare intanto il ragù. Basta avere delle verdure, carote, sedano, qualche cipolla per fare il soffritto, poi un po' di olio, vi mettiamo un po' di tritato, possibilmente misto, bovino e ovino. Allora in questo momento stiamo dando la forma all'arancino in modo da riempire poi con il suo ragù. Questi qua sono degli arancini molto particolari perché comunque rispecchiano un gusto totalmente siciliano, parlando di melenzane fritte eccetera eccetera. Che sia uno spuntino, che sia un antipasto o un primo, gli arancini sono sempre ben accetti. Sempre. Dove nasce la passione di Cono per questo settore? Avendo 37 anni nasce da 37 anni, nel senso che mio padre aveva una rosticceria dove io comunque sono nato e cresciuto là dentro con lui. La passione è stata tramandata. Yes. Merito di un bravo maestro allora. Così dicono. Questo ragù alla nonna ovviamente è stato preparato, innanzitutto facciamo friggere le melenzane in padella, possibilmente non in friggitrice. Dopodiché, dopo che le melenzane sono fredde, mettiamo un pochettino di salsa con, ovviamente è soggettivo per quanto riguarda l'insaporimento, ecco, della salsa, se con l'aglio, con la cipolla o quant'altro. E dopo mettiamo all'interno le melenzane che avevamo fritto prima con un po' di ricotta e amalgamiamo il tutto. Allora, stiamo preparando una lega di acqua, farina e un pizzico di sale per l'impanatura degli arancini. Molti, come tutti sappiamo, usano l'uovo per l'impanatura. Io non lo metto semplicemente perché non so se il cliente magari non me lo comunica ed è allergico e quindi non è da tutti. Mentre bene o male, se tu comunque vai a mangiare un arancino, un pezzo di pizza o un calzone, la farina la tolleri. Adesso aggiungiamo l'olio in pentola. In questo momento stiamo bagnando gli arancini con la pastella, in gergo chiamata lega, di farina e acqua, in modo da poterlo poi impanare senza, come abbiamo detto prima, mettere l'uovo per un'eventuale allergia o intolleranza. Ovviamente questo lavoro dobbiamo farlo nel modo più delicato possibile.
Adesso l'olio è arrivato a temperatura circa 200-220 gradi, quindi mettiamo gli arancini in pentola. E tra 5-7 minuti i nostri arancini saranno pronti. È arrivato il momento più bello, Il momento più atteso. il momento più atteso, quello di gustare l'arancino siciliano. Abbiamo preparato il ragù, rigorosamente il ragù deve essere freddo per essere messo dentro gli arancini per poi essere amalgamato comunque nella mozzarella, in qualsiasi altro latticino comunque che vogliate mettere. Logicamente il riso deve essere freddo perché questo è un lavoro che va fatto tutto a freddo in modo che l'arancino venga più solido possibile, nel senso che se noi dovessimo mettere il ragù caldo e il riso caldo non riusciremmo a chiudere bene l'arancino. Che dire, apprezzato da tutto il mondo, un vanto della Sicilia. Assolutamente sì.